Quart'ultima giornata nel campionato di eccellenza Girone A. Al Giovanni Aloisio di Misilmeri si affrontano la Don Carlo di Mister Aronica, reduce dalla vittoria netta sul campo della Nissa, e il Casteldaccia, che ha un bisogno disperato di fare punti per evitare di farsi risucchiare improvvisamente nella lotta, per evitare la retrocessione. Si gioca in una giornata caldissima di fine marzo, con la prima palla gol che arriva per la squadra di Mineo. Calcio di punizione di Selvaggio, traversa e riga, e Don Carlo che si salva dopo 8 minuti. Poi il primo tentativo della squadra di Mister Aronica con Concialdi che prende il centro partendo da destra, poi la sponda ottima di Manfrè, e qui non vanno a calciare Mendola e altri compagni che non trovano il gol che invece arriva poco più avanti su una invenzione di Giacomo Fricano. Gran palla per Manfrè, aggancio e botta, e gol, e 1-0 per la Don Carlo Misilmeri. Gran palla del terzino destro della Don Carlo e gol di Manfrè, che va a esultare sotto il settore riservato agli ultra biancorossi. Insiste la squadra, in questo caso in tenuta gialla, con Concialdi che propone il cross sul secondo palo. C'è Mendola che colpisce, ma è fuori gioco, e dunque non arriva il gol del 2-0. 4 minuti dopo la rete che ha sbloccato il vantaggio. Allora può rispondere dall'altra parte il Casteldaccia col colpo di testa di Stassi sulla punizione di Selvaggio. Palla sopra la traversa, qui si complica maledettamente la vita la squadra di casa, con Marino che dribbla sul primo avversario, poi sbaglia il disimpegno. La palla può diventare buona per Stassi, che però calcia addosso al portiere avversario, che in qualche modo rimedia alla topica precedente. Calcio d'angolo per la Don Carlo, con la palla che spiova in mezzo, il colpo di testa appena accennato e la sfera che si perde al lato. Poi attacca sull'out di sinistra la Don Carlo con il solito Lucera che prende il centro, finta la prima volta la conclusione, poi calcia e trova l'intervento di Di Paola a dire di no. Altro angolo per la Don Carlo, questa volta è uno schema. La palla che finisce da Fricano all'Onigro, il quale pennella col mancino. C'è una sponda per la conclusione, respinta in maniera straordinaria da Di Paola, che poi ha il tempo di rialzarsi e bloccare. Poi Concialdi, minuto 35, gran tracciante in verticale per Manfrè che aggancia, viene steso da Di Paola. Il direttore di gara non ha dubbi, concede calcio di rigore alla Don Carlo Misilmeri. Dal dischetto si presenta Piero Concialdi, il quale prende una buona rincorsa, poi cerca il cucchiaio, non si fa beffare Di Paola, che dunque tiene i suoi a galla, tiene i suoi sul singolo distacco, ed è una parata che poi pesa, perché attenzione a questa azione con Selvaggio che si fa respingere il tentativo di tacco da Marino. Sul rimbalzo il più lesto è proprio il numero 7, che dopo la traversa su punizione trova il gol dell'1 pari a 7,5 dalla fine del primo tempo. Pareggia il Casteldaccia, risponde la Don Carlo con questo calcio d'angolo, il colpo di testa di Giuliano, palla fuori a 5 dalla fine del primo tempo. Ma è ancora più clamorosa l'azione che stiamo per vedere. Lucera converge la palla sul destro, se la porta sul sinistro, calcia, trova la respinta, poi l'attacco rimane ancora vivo. Manfrè fa la sponda per la conclusione, respinta in maniera straordinaria da Di Paola, che poi riesce a mettere anche in calcio d'angolo, e si chiude così il primo tempo. Veniamo con le immagini alla ripresa, con questo attacco sulla destra della Don Carlo, il cross messo al centro per la sforbiciata di Manfrè, palla sopra la traversa, ancora attacca la Don Carlo Misilmeri che spinge con questa giocata sulla destra di Lucera, il quale converge e calcia, blocca facilmente questa volta Di Paola. Ma attenzione, minuto 72, svolta della partita, qualche parola di troppo di Ambro all'indirizzo dell'arbitro, che non esita ed estrae il rosso. 18 minuti più recupero, con l'uomo in meno per la Don Carlo Misilmeri, che subisce poi le ripartenze del Casteldaccia di uno scatenato Fabrizio Monti, che entra nel secondo tempo. Qui cerca una conclusione velleitaria, respinta fuori da Marino. Poi il calcio di punizione per la Don Carlo a 12 alla fine, Concialdi che scodella, c'è il colpo di testa, bravo Di Paola con una parata che cerca anche di evitare l'intervento degli avversari sul tapino. Qui ancora Concialdi che può andare sul fondo, mette in mezzo il pallone, c'è l'intervento di testa di Presti Giacomo, poi altro colpo di testa dalle retrovie, e c'è la parata ancora di Paola che non si fa beffare. Siamo a 3 dalla fine, la palla arriva dalle parti di Minone, che in qualche modo si libera, mette in mezzo il pallone per Monti, spaccata vincente di Fabrizio Monti, in gol all'andata e in gol anche al ritorno. Esce dalla panchina ed è mortifero il centravanti del Casteldaccia, che a 2,5 dal 90° si porta in vantaggio e crolla il mondo addosso alla Don Carlo Misilmeri, che qui concede un'altra ghiotta ripartenza con Monti che si riesce a liberare, poi il servizio per un compagno che calcia a tu per tu con Marino, che riesce in qualche modo a respingere, ma attenzione, siamo già
in recupero riesce a liberarsi in qualche maniera Monti dalla guardia degli avversari, si presenta a tu per tu con Marino che esce in maniera pericolosa, il direttore di gara lo punisce con il calcio di rigore e con il cartellino giallo. E allora Monti dal dischetto proprio a tu per tu con il portiere del 2004 che viene spiazzato ed è 3-1 per il Casteldaccia, che si assicura una vittoria pesantissima, vittoria che viene ulteriormente arrotondata, come stiamo per vedere dall'ultima azione con l'Api che serve ancora Monti, scatenato questa volta nelle vesti di assist per Alfano, azione concretizzata da 3 giocatori entrati dalla panchina. C'è gloria anche per il ragazzo ex Resuttana San Lorenzo che chiude i conti 4-1 per il Casteldaccia, notte fonda per la Don Carlo Misilmeri che perde ancora in casa. E da Sportisili è tutto, alla prossima!